Assessore Donanzan, oggi incontro con le parti sociali per quanto riguarda la DITEC, che novità ci sono? Che dobbiamo tenere costantemente aggiornato soprattutto le manifestazioni di interesse, perché devono essere verificate, e queste le deve verificare principalmente il Ministero dello Sviluppo Economico. Il nostro, quello della Direzione Lavoro, è un ruolo attivo e grazie ai colleghi consiglieri regionali le informazioni riusciranno a veicolare in maniera più efficace, soprattutto nei confronti dei lavoratori. E di che qualità sono queste proposte di acquisizione, Assessore? In questo momento bisogna essere particolarmente seri e valutare tutta la credibilità delle singole proposte. Prima, per non alimentare aspettative nei confronti dei lavoratori, che ovviamente sono in attesa che qualcuno con coraggio si prenda in mano questa azienda e la faccia ripartire. Dall'altra bisogna mettere a punto alcuni strumenti normativi che il Consiglio regionale non ha oggi, ma di cui deve dotarsi, perché bisogna favorire le reindustrializzazioni oggi come priorità. Quindi la Regione farà la sua parte e anche il Ministero dello Sviluppo Economico, questo è il suo appello, dovrà fare la sua parte sul caso DITEC. Noi la teniamo costantemente aggiornata, DITEC come ahimè le altre grandi industrie che sono in difficoltà. Questo è un tavolo aperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, settimanalmente noi abbiamo degli aggiornamenti. Il mio compito sarà quello di fornirli puntualmente a tutti i colleghi consiglieri regionali.